A Tasso siamo con Luigi Bartalini con Casella numero 58, un nuovo scritto di un autore abbastanza noto, anzi molto noto. E cosa ci può dire di questo romanzo? È un romanzo fondamentalmente o qualcos'altro? Ah, un romanzo, certamente un romanzo. È la storia di 11 personaggi, ma in realtà sono coinvolte più persone degli 11 che sono i personaggi principali e di una giornata molto particolare dove avverrà un evento drammatico. Le vite di queste persone si troveranno coinvolte in questo evento e segnate per sempre. Il filo rosso che unisce queste esistenze è la precarietà della vita, del lavoro e drammaticamente si troveranno come in un gioco dell'oca ad arrivare sulla casella numero 58, che è quella della morte. Carlo Alfaro, dottore, presentatore e giornalista, nella sua vita ha a che fare con la vita, con la morte, quindi questa liaison con lo scrittore Luigi Bartalini ben si sposa. È vero, cara, hai detto bene, è un legame che sento molto con lui perché il suo romanzo precedente mi ha colpito tanto e non solo me, infatti è stato un successo enorme, forse anche inaspettato per te, tutti i premi, i riconoscimenti, Sì. le critiche positive che ha avuto. Sono nato nel mese dei morti ed era difficile secondo me tornare con un secondo romanzo dopo un exploit così brillante e l'hai fatto con molto coraggio e ho letto con passione anche questo, con molto successo perché questo è un libro completamente diverso dall'altro, quindi chi l'ha comprato, chi si è avvicinato perché voleva rivivere le atmosfere del primo si trova in un ambito diverso, ma dove c'è comunque la tua mano di sociologo, perché si vede comunque la tua formazione, perché tu comunque non vieni dal mondo della letteratura da poco, nella maturità ti sei concesso il lusso di scrivere, vero? Sei, come hanno detto a volte, un manager prestato alla letteratura o piuttosto sei un letterato prestato al mondo dell'imprenditoria e della società, degli studi del sociale. Dunque, in un'intervista a Business People mi è stata rivolta la stessa domanda e ho detto sono sicuramente uno scrittore prestato al lavoro di manager e imprenditore. La letteratura in realtà, diciamo la scrittura non è maturata tardi, sono le pubblicazioni che sono arrivate tardi perché non avevo mai pensato di pubblicare. Poi nel 2008 abbiamo cominciato questa straordinaria esperienza. Ma la letteratura insomma mi ha accompagnato durante tutta la mia crescita perché io sono soprattutto un forte lettore e poi provo a scrivere. Bene. Bene, allora grazie dell'ospitalità, no? Libreria Tasso, Adele, Patuzzo, Carlo Alfaro, Luigi Bartalini. E Una bella soprattutto serata, oggi un libro. giornalisti. Grazie Carlo, grazie. Manager scrittore. Ascoltando le parole di Carlo e di Adele mi viene una domanda. Un manager, uno scrittore, quindi territorio, sviluppo, idee. Gli scrittori come te, prima abbiamo parlato di due grossi nomi, Maurizio De Giovanni ed Henry De Luca, che apporto possono dare alla cultura, alle idee? Possono dare un'impronta migliore, una Napoli più europea, visto che molte persone ancora si sentono attaccate, legate al territorio e anche ieri mi sono trovato a Napoli, hanno sventolato una bandiera con il simbolo del Regno delle Due Sicilie. Quindi da questa esperienza di vita, morte, intrecciate e percorsi di precarietà ci può essere una vita diversa, un futuro diverso per Napoli, per una popolazione che vive questi drammi, queste problematiche. Ma io credo fortemente in una possibilità, sempre in una possibilità, credo nelle energie positive. Il libro non a caso si chiama Casella numero 58, il gioco dell'oca, ecco, la casella della morte non è un annientamento, ma è la possibilità sempre di ricominciare dal punto di partenza. Quindi in questo senso è una catarsi. È chiaro che bisogna passare attraverso un processo, non dico di purificazione assolutamente, ma bisogna rivedere comportamenti, modalità attraverso le quali si pensa di poter vivere la società e soprattutto di condurre e organizzare il vivere civile, che oggi francamente segna un pochino il passo.
Grazie molto. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a tutti. per il tuo ritorno qui a Comprate, Sorrento. Grazie a voi. leggete i Numero libri. 58. Seguiteci, grazie. Ciao.